In seno al progetto noi sperimenteremo delle forme di accoglienza innovative, penso al co-housing, penso all'accoglienza in famiglia, al B&B sociale, anche ai percorsi di agricoltura sociale. L'obiettivo principale del progetto è quello di potenziare e rafforzare i percorsi di autonomia dei migranti fuori dal sistema di accoglienza e integrazione, il cosiddetto SAI. In questo contesto si inserisce anche la presenza dell'ALS MCL Sicilia, l'associazione dei lavoratori stranieri del sistema del Movimento Cristiano Lavoratori. Ecco, ALS vuole dare centralità al tema del lavoro in questi percorsi di autonomia, anche perché non si realizza mai la piena integrazione senza il lavoro. E lo faremo mettendo a disposizione alcuni strumenti, penso al vocabolario del lavoro straniero, penso in maniera particolare alla piattaforma online migrants.work, una piattaforma di proprietà del Consorzio Umana Solidarietà, una piattaforma che realizza il matching online tra la domanda e l'offerta di lavoro. Le imprese catanesi avranno la possibilità di reclutare manodopera attraverso questa piattaforma. Il progetto propone una prima fase di tirocinio, un tirocinio interamente spesato da Welcome to Catania, quindi senza costi per le aziende, che speriamo poi si possa tradurre in posti di lavoro. Siamo impegnati affinché si possa promuovere la cittadinanza attiva nelle azioni di accoglienza e integrazione dei migranti per affermare l'immigrazione come risorsa per la società e l'economia catanese.